Centro anch'io, centro anch'io. Amici bentrovati, oggi siamo in un luogo magnifico, la chiesa di San Salvatore all'interno del museo di San Salvatore Santa Giulia. Pensate che la candidatura a Brescia patrimonio dell'UNESCO è partita da qui. Centro anch'io. Il monastero di Santa Giulia è probabilmente uno degli edifici più conosciuti di Brescia, diventato patrimonio UNESCO dal 2011 e sede del museo della città. L'aspetto attuale del monastero risale al Rinascimento, ma ha inglobato al suo interno sia edifici di culto più antichi, come il monastero di San Salvatore, sia edifici di epoca romana, come le Domus dell'Ortaglia. La Basilica di San Salvatore venne fondata nel 753 d.C. come chiesa per il monastero femminile dal duca di Brescia Desiderio, futuro re dei Longobardi, e da sua moglie Ansa. Infatti la prima badessa a governare il complesso fu proprio la figlia di Desiderio, Anselperga. È uno dei pochissimi edifici di culto longobardi sopravvissuti nel mondo e uno dei più importanti esempi di architettura religiosa medievale conservata in alzato. Il monastero fu scelto come centro del potere di re Desiderio per stabilire la propria dinastia e la sede del governo sui ducati longobardi. Di magnifica fattura è il coro delle monache, che è stato costruito dopo il 1466. Scusateci se vi facciamo venire l'acquolina in bocca, quello di oggi è simpatico. I salam, i maduron cantina. Restate con noi. Centro anch'io. Rieccoci, i salam, i maduron cantina. Qui di salami non ce ne sono di certo, magari fuori. Dai, usciamo, va. Salami, sai cosa sono? Madurano in cantina, non so. Maduro, i Maduro. Urco cane, maturano, stagionano. È arrivata l'imbeccata dal cineoperatore. Male qua. Esterino, qua in Piazza Duomo sarai una celebrità tu, Esterino. Lo diventerò, sono qua da poco. Senti, allora ti faccio un detto che tu, ti chiedo un detto che tu sicuramente conosci perché potrebbe essere un po' il tuo lavoro. I salam, i maduron cantina. Sai tradurlo? Questo sinceramente no. Dai, i In salam. italiano sì, però In non sono italiano. certificato Ma della- tu traduci in italiano. I salami maturano solo in cantina. Esatto. Stagionano solo in I cantina. salami maturano in cantina. Lei è un po' assorbito, un po' conosciuto il nostro dialetto. Poco. Dai, proviamoci. I salam, i maduron cantina. I salami maturano in cantina. Bene, lei ne ha di salami in cantina? No. Non le piace il salame? No, alla mia età è meglio non mangiarlo. Devi evitarlo. Voi avete la cantina alla Cura dei Puliti? I salami tieni al posto giusto. I salami... Fermi qua. Allora, nome? Beppe. Beppe, che ho capito che è Beppe l'uomo di cultura. Dei tre l'uomo di cultura. Bravo, allora. Beppe, daga la paca lui che Daga la paghi. Noi avevamo una cantina lì in Cura dei Puliti alla fine del mondo. Guarda, il salame diventava più buono, lo mettevi giù cattivo, diventava buono. Buttati via i salami, buttata via la legna, pulita la cantina, era diventata una sala da ballo per ragazzini a 16 anni. L'unica cosa che mancavano erano le ragazze. Renato. E lei? Elena. Signor Elena e signor Renato. Allora, mai sentito questo? I salam, i maduron cantina. Sì. Che vuol dire? I salami maturano in cantina. Lei ce l'ha una cantina, signor Renato? No, ce l'ho condominiale. Però qualche salamino ci sta in cantina? No, nel frigorifero. Senti, che significa i salami maduron cantina se riusciamo a ipotizzare un senso Ci traslato? vuole tempo per mangiare il salame buono. Guardate che belle fanciulle che abbiamo peccato in Piazza Loggia. Che stiamo a fare qua? A spendere i soldi di mamma? Certo, gelato, i suoi anche. Ha offerto lei? Sì. Vergogna, te lo sei fatto prendere bello grosso. Sì, no, la più piccola. Un po' Che cara. fate voi? Studiate, lavorate? Studiamo. Sì, no, sì. Facciamo finta di studiare. E l'amica che paga là? Sono appena tornata dall'Inghilterra. Ah, beh, ragazzi, si ammazza di lavoro. Sentite un po', questo l'avete mai sentito? Attenzione, i salam, i maduron cantina. Traduci? I salami maturano in cantina. Ma no, mi durano in cantina. Mi durano in cantina, ma che le batterie? Beh, simpatico e curioso il detto di oggi. I salami maduron cantina, ovvero la traduzione semplice, i salami maturano in cantina.
ogni cosa al suo posto, al posto giusto per maturare e crescere bene. Amici, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata, vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima. Da San Salvatore, ciao!